Questa mostra, che oggi, 1° marzo, viene inaugurata, è stata pensata per offrire ai ragazzi delle scuole medie dei nostri paesi l'opportunità di vedere i lavori che vengono eseguiti dagli studenti del liceo artistico Bruno Munari di Castelmassa. Abbiamo scelto questo luogo perché l'Eridano è stato recuperato, ex scuola elementare, è stato recuperato e restaurato proprio in vista di farlo vivere veramente come luogo artistico. La scuola propone questa mostra attraverso una serie di opere che sono rappresentative delle 3 sezioni che compongono il nostro istituto, che è moda e design, architettura e ambiente e arti figurative. I ragazzi nel corso dei 5 anni hanno la possibilità nel primo biennio di valutare quelle che sono le loro potenzialità attraverso la rotazione dei laboratori. Poi a partire dal terzo anno, avendo scelto la sezione, esprimono la loro creatività, la loro progettualità, quindi il fare è molto importante nella nostra scuola. Quindi qui c'è un campionario di tutto ciò che abbiamo visto. I ragazzi si occupano sia nel campo di uno studio progettuale, di una conoscenza dei materiali, ma però soprattutto di una grande creatività. E c'è un precedente invece percorso che è sulla storia sia dell'oreficeria che del costume, come si vedono poi degli abiti rielaborati insomma, nel tempo e dei gioielli rivisitati dalle epoche antiche insomma, fino a quelle nostre. Nel laboratorio di arte figurative, che è la materia dove io insegno, i ragazzi imparano le diverse tecniche pittoriche. Io ho sempre ritenuto opportuno che la base di tutto comunque sia il disegno, come base. Poi le diverse tecniche pittoriche che poi possono sfociare in diverse attività, come la grafica, come il fumetto, come la pittura in senso classico. Infatti fuori dalla nostra scuola c'è chi va a fare grafica e si specializza nella grafica, c'è chi va a fare la scuola del fumetto, c'è chi va a fare l'accademia, c'è addirittura chi fa l'università come il DAMS, arte, musica e spettacolo, eccetera. Quindi ha diverse possibilità dopo la maturità di continuare gli studi nel settore. Io credo comunque che si dovrebbe capire anche che non è tanto il diploma che acquisiscono quanto le capacità manuali nella nostra scuola. Da noi si acquisiscono delle abilità, potrebbero anche non continuare. Ecco, io ci tengo a dire questo perché ho visto dei ragazzi nostri che lavorano pur non avendo continuato per ragioni personali. E questo è quanto.